Bem-vindos à Sombra de Sunuragi, stagione de Satonjo. Nelle comunità agricole, la battaglia con la natura e i suoi abitanti è sempre sottile. Il complesso ecosistema agropastorale ospita una miriade di animali ed insetti che, potenzialmente, possono diventare un problema per chi dalla terra e dei suoi frutti guadagna il proprio pane. Spesso agricoltori e pastori devono ingaggiare singolari battaglie per tenere a bada gli istinti degli animali che, pure loro, lottano per la propria sopravvivenza. Le ripercussioni dalle aggressioni subite dal gregge e dalle colture non rischiano di danneggiare solo il lavoratore che per primo li possiede, ma pure un buon numero di potenziali consumatori. Per questo le comunità agropastorali hanno individuato i propri nemici giurati e fra questi vi è indubbiamente la volpe. Questo mammifero agile come un gatto ma dalla stazza simile a un cane di piccola taglia, estremamente furbo e paziente, ha certamente fatto perdere più di una notte ai pastori che cercavano di difendere dai suoi attacchi repentini i propri animali. La volpe sta quiete e paziente, attendendo il momento giusto per colpire la sua preda, sia essa un giovane agnello strappato al gregge oppure una gallina acciuffata dentro all'aia. I pastori, dovendo difendere gli animali dalla famelicità del predatore, si arrangiavano come potevano. Chi provava a sparare col fucile, chi cercava di raggiungerlo con un colpo di bastone e chi invece giocava d'astuzia, come ci raccontano Carlo e Angelica in questo episodio. Sommergià in ladroni, dove sogna di e a totanno, frighendi sta gente che non si rispetto, la senti somni troppo inquieto, muovendo dico un'astuzia e inganno. De satana di bessi si pregiao, po pappai buddas e angionisi in domo, sovrano e scostonisi, e torra sagoa avrenti prena e salzao. In moi avarra all'utto e attento, po di sfidare con me da pazienza, mancai mi costi di bello tormento. Mregiani, ses animali mallu a cassai, e non manca sa certo di intelligenza, ma gustorta non torra sa furriai. Beh, sommergiai questo animali selvatico e timmi un meda dei pastori e dei schidra ballanti in susato, ma poi t'avai dati meci meda. Sommergiai, sicuramente esti un animali meda vorbo, e non fa da timmi vetti pastori e messaios, ma fa da timmi sta gente a intrebida puro. Poi da questo animali, maladito, aici di un rauso totoso, chi non fa di manca sparare, poi una pezza bella po' papà, quindi scassatori, se tu spara te veti poi tu sperdi. E sto animali di mio, poi che arriva da intrebida puro, si va a pagare anche a Buddha, poi ci entra in domus, e su chi acciappa, cosa che va da su notte a scurio, e nessuno se ne accata, e torna da furriare sempre a scurio con sa Buddha papà, con suo coniglio papà o altro animale si cagata in giro. Ecco che è un animale furbo e allo stesso tempo su metadimio di tutta sta gente, non fette in susato ma in tre lavoro. E t'avai da però sta gente prima, po' combatti in mregiaisi. E poi combatti sommergiai ci pianta due soluzioni, a chi tenia fusilli e c'era riuscito da dubito sparata, a chi invece non tenia da fusilli o magari a chi praticava susato e bilia da sumaniscio di questi animali, quindi dei sommergiai. Ma che commenti di bestia de sadupa di un altro gruppo de mazzucca conca e due cia da ici, poi dopo disperde, poi te voi animali meda frequenti in tutto susato, in meda zona di tutta Sardegna. Biugasi scritto bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggisi che anche bello dicio che grazie di bei con questa poesia. O dicio, chi vuoi grazie bene con sommergiai, poi adesso sommergiai cambia da pillo, ma non a trassasa. Questo in capasa noi vero effettivo sommergiai, Tesa regione, poi te gusto dicio donata poi uomini puro. Che poi cambiai a pillo, nel senso che vuoi cambiare bisura, vuoi cambiare vestimenta, però quando su modo vai, su modo di si comportai, non cambia da certo cambiando su vestiti o cambiando su modo di vai, di traballare o di camminare. Ecco che su mregiai, quando vedevo sul riferimento, cambia da pillo, in suo senso che puoi cambiare su tipo di villo in sarco de sanno, ma in strassa sono da scambio, poi che ladrone via da sommergiare e ladrone a barra da mancare cambi di villo.
Tocca da dimmi questo mereggiai voi te furbu meda, tu te ne so altro diccio. Un dicio che voi sempre grazzai, voi adesso, su pastori, timmi più su mereggiai che non su ladroni. In capasa sul ladroi e pro spago furbu de su mereggiai. Su mereggiai da sempre fatta si cai pastori, specialmente a sonotti, voi che ci rennescia da frigare su pastori, manca avessi discido. Poi che su mereggiai si muovi da scurio, a vello che non si fa i ma che striscendi pure un terro camminando a vello, e manca poi si papà un gioio, che non si su pastori ci rennescia da due assai. Non può nulla pastori si due dimmianta e due dimminti, pruso dei ladroni. Meda pastori tenianta vinzas su un gai bianco, poi si può confondi con in mezzo dei provesi, in modo tale che ci rennescia da accassare su mereggiai accostata, che non si può di appunto un colore diverso dei provesi, e quindi su pastori ci rennesce un pochetto con intelligenza sua, a poi ci su mereggiai che non deve essere dessa tuppa, un pochetto confondendo che anche gai in mano in mezzo dei provesi, poi che su mereggiai prima che si papesse di San Giovanni. Ecco questa via da sa di morire a manna adesso pastori a sonoti, via da sul ladrone che quota, ma meda de bruso via da su mereggiai. E dunque sa su mereggiai sì è furbo, ma in capasa su pastori se è fatto vinta se pro furbo può du combatti. E poi te non si conta su altro diccio. Sempre riferivo a questa cosa, ma chi vuole grazie bene a altra cosa pure, a ci non sono rauso. Sa musca da casa, pruso con sommelli che con sovelli. Questo diccio mi pare che brusa suba e sta pazienza e intelligenza. Quando non sono rauso che sa musca da casa sa pru con sommelli che con sovelli, o le usurai, che con sa pazienza, con sa attenzione, con sa intraprendenza, con sa intelligenza, ci rennesceusu a risolvere il problema. In questo caso, che sa musca, ma che sa un mereggiai è la stessa cosa, o fai altre cose, quindi ci rennesceusu a portare a innantisi, s'intendimento che ne un nosu, a varrendi calmosi e ragionendi, pruso che con ferenendosi su ficao, su felli, poi sai una cosa che poi non c'era nesceso, questa che poi su nervoso, s'affaticai, in mezzo cose non può da ragionare, e quindi non si va da rennesci a cassai, in questo caso sa un mereggiai, o sa musca che riferiva sul proverbio, che non c'era rennesci a varrai calmoso, attentoso e usando il suo cervello. Tocca da portare pazienza e intelligenza a meta in certo momento. Noso, dopo da ascoltare con pazienza, ti do rauso grazie a voi e ti rauso grazie alle persone che si punta ascoltando e si donano appuntamento per la prossima poesia. Grazie a tutti quelli che ascoltano, a tutti i sardi che dispracciano di queste cose, che è la storia e la cultura nostra. Asibi all'estero con salute. Deo vollata!